Saranno le stelle il filo conduttore della 34esima edizione di Time in Jazz, il festival internazionale ideato da Paolo Fresu. Riaccenderà i motori dal 7 al 16 agosto con eventi e concerti a Berchidda e dintorni. Graziano Pintus. Si parte il 7 agosto e dopo lo stop del 2020 il festival, che da Berchidda, patria di Paolo Fresu, coinvolgerà altri 15 comuni sardi, ha in serbo uno dei programmi più ricchi di sempre. Un'edizione nel segno delle stelle, Sosis Teddos è il tema di Time in Jazz 34 e ci sarà anche Gavino Ledda per interpretare in sardo la Divina Commedia. Stella è Isteddos in sardo, mentre in italiano è Stella al femminile, in sardo è maschile, invece una parola molto bella, e stella poi significa molte cose diverse, insomma, ma credo che ognuno di noi possa declinare questo tema nella sua maniera. Gli astri, ode all'amore che anima il mondo e la vita, metafora ricorrente alla chiusura di ciascuna cantica del capolavoro di Dante, ma anche le stelle così presenti nei testi di David Bowie, in onore del quale il musicista di Berchidda proporrà una versione del brano Heroes in cui lui suona la tromba. Tutti gli appuntamenti già confermati, da Petra Magoni all'Agnata per l'omaggio a Fabrizio De André, ad Avishai Cohen, stella del jazz da Israele, all'irlandese Naomi Beryl col suo violoncello, ma anche tanti sardi, e poi John Di Leo, Mario Venuti e Fabio Concato, che festeggia in Sardegna i suoi 40 anni di carriera al ritmo di jazz.